Allora, la risoluzione dell'UNESCO a Istanbul del luglio scorso è importantissima. Noi l'abbiamo sperata, desiderata da anni, da quando abbiamo scritto le famose 3 lettere che hanno poi innescato tutto il processo. Cioè la prima risoluzione di Doha, in cui l'UNESCO aveva deciso di mandare gli ispettori, la venuta degli ispettori a Venezia, il fatto che siamo stati ricevuti tutti, non solo noi di Italia Nostra, ma anche le associazioni, i comitati che probabilmente l'UNESCO non conosceva, ma che si sono imposti all'attenzione dell'organizzazione. Quindi è un grande risultato, e il fatto che i cittadini siano così mobilitati pur in un deficit costante di residenti è una notizia incredibile e ci fa ben sperare. Noi abbiamo aderito a questa manifestazione Venezia è il mio futuro perché non è solo una manifestazione di protesta, è una manifestazione di gioia, è un inno alla felicità del vivere a Venezia. E questo lo abbiamo visto nelle lenzuola colorate che sono apparse a tutte le finestre, anche alla finestra delle nostre case, e che hanno avuto un grande risalto nell'opinione pubblica anche italiana. Ecco, a fronte di ciò ci sono sempre brutte notizie, una dietro l'altra ogni giorno, e ve ne regalo una brutta, così tanto per tirarsi sul morale. Dopo ci saranno il resto, ci saranno belle notizie. Voi forse sapete che la Società Veneziana dei Concerti sta chiudendo. La Fenice ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con questa società che era fatta da cittadini senza scopo di lucro che organizzavano la manifestazione di musica da camera